percorsi militari. Uomini che hanno buone idee. Vinificatore nel territorio del Lugana ha individuato un luogo integro, naturale, quasi vergine, per fare del metodo classico in quota. Siamo a Spiazzi, azienda agricola Maso della Corona, su un terreno incontaminato, scelto per avvitare l'impianto con Muller Thurgau, che verrà completato entro la prossima primavera con pino nero che si va ad aggiungere ai vigneti già in essere che si affacciano su un panorama unico. 360 gradi reali di fotografie su Val d'Adige, spicca il santuario, la valle dell'Orsa, Forte Cimo, il lago di Garda, il Baldo e la Lessinia. Guardiamo adesso il Monte Castelberto con il Corno d'Aquilio che è appena coperto dalla nuvola, sotto il Corno d'Aquilio fosse, più tutta la strada che scende verso Peri e di filata si vedono Erbezzo e nelle giornate di sole dove non c'è nuvolo si vede fino a Bosco Chiesa Nuova. Sulla destra invece è il Monte Pastello. Progetto di sistemazione agraria con la collaborazione del Comune di Caprino, la forte mano della Regione Veneto e i contributi della Comunità Europea per il sentiero didattico ambientale che circonda l'azienda agricola, che sarà spaccio di prodotti tipici, occasione di degustare il territorio con possibilità di soggiornare. Abbiamo appunto investito questi denari nella creazione del percorso appunto perché le persone, tutti possano entrare, tutti possano girare tranquillamente, tutti possono godere del territorio, in quanto noi siamo proprietari, ma fondamentalmente siamo custodi di un qualcosa, non è che poi ce lo portiamo via. E questo è il bello, possono entrare sempre tutti. 2 chilometri di percorso fruibili da tutti in totale tranquillità in una zona, il Baldo, geologicamente protetta e faunisticamente ricca. Un modo per entrare nella storia tra trincee e mura belliche costruite dai soldati durante il primo conflitto mondiale. Dell'osservatorio militare, presidio di tutta un'area che ricorda i luoghi della Prima Guerra. La Prima Guerra Mondiale era il punto strategico di vista sulla Val d'Adige del Monte Cimo. Nel periodo di guerra mi raccontavano soldati di notte, se notavano qualcosa buttavano giù dei razzi illuminanti e serviva per dare l'allarme al cannone di Forte Monte Cimo che sparava su chi passava sotto in Val d'Adige. L'altro versante è un altro scenario fantastico. Sì, siamo sul versante che guarda Madonna della Corona. Questa posizione dove siamo adesso era la parte presidiata dagli italiani nella guerra del 15-18, mentre dall'altra parte c'erano gli austriaci, sull'altra parte del vallo, nella zona di Fraine, avanti 500 metri, e quindi era zona di battaglia. La chicca, questa polveriera militare del Regno d'Italia che si trasformerà 100 anni dopo in cantina di affinamento spumante. Un locale che si adegua perfettamente alle esigenze del vino e dello spumante. Abbiamo pensato di non costruire ma recuperare un po' quello che c'era come ambiente naturale. Un'escursione all'aria aperta per capire quello che è stato, che è, che sarà il Maso della Corona. Coniuga diverse anime in un unico territorio a disposizione di tutti.